amatevi anche voi gli uni gli altri. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, bene a quelli che benedite e maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia sia con voi, a chi ti strappa il mantello non rifiutare, dà a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene, gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro di cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza nulla. La vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i peccatori. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. E sarete sarà dato una misura buona, pigiata, colma e traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, voi in cambio. Parola del Signore. La parola che abbiamo ascoltato quest'oggi è la continuazione delle beatitudini che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Ma domenica scorsa era il Vangelo di Marco, questa volta invece è la lettura del Vangelo di Luca, ma che ci porta sempre nel stesso contesto, in cui vediamo la prima lettura presa dal libro di Samuele, ci descrive una situazione concreta vissuta da Davide. Lui era accusato e riceveva da Saul a motivo di gelosia. E Saul la cosa perché non comprendeva come mai Saul odiato e aveva legato con la parola del Signore. È interessante perché ci fa descrivere una situazione concreta in cui avrebbe potuto liberarsi di Saul. Ma Davide sa che Saul è grato e quindi non si fa giustizia da solo, avendone anche la possibilità, perché chi doveva fare la guardia al re si era
addormentato e quindi lui aveva potuto prendere il vaso che aveva lì e dimostra di fidarsi più del Signore che del suo istinto. E la conclusione fa vedere e dice: guarda, potevo ammazzarti, ma non l'ho fatto. E oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore. Ci fa riflettere, perché non so se noi fossimo stati al posto di Davide o se noi vivessimo una situazione di persecuzione, quale sarà la nostra risposta? Una risposta legata ai nostri istinti, ma invece qui siamo chiamati a fare un salto nella fede. Togli queste situazioni, ma Dio perché li permette? Andiamo, vediamo nella pagina del Vangelo che ci viene descritta da Luca. Gesù solo ai suoi discepoli, non a tutta la folla, perché quello che sta dicendo è impegnativo e a volte ci lascia anche, dice, è impossibile amare i propri nemici, fare del bene per chi ci fa del male, per chi ci perseguita. E quindi è rivolta ai discepoli perché almeno loro dovrebbero essere un segno, un esempio per tutti. Però è una pagina che ci fa bene anche a noi, perché quando abbiamo dei nemici attorno a noi c'è quasi il desiderio di vendetta e da lì nasce nel nostro cuore, trova spazio il desiderio di vendetta e quindi è lì che muore la pace nel cuore. E il Signore invece vuole che il nostro cuore sia aperto all'amore e in tutta questa pagina che abbiamo letto oggi ci sono vari inviti che il Signore ci fa, situazioni che e come solo l'amore, solo la fiducia nel Signore ci libera dal senso dell'odio, della vendetta, ci libera dal desiderio di fare guerra ai nostri nemici. E ci sono varie espressioni. Uno si potrebbe chiedere: ma perché devo amare il mio nemico? E la risposta del Signore è molto concreta, l'abbiamo ripetuta anche al Salmo, cioè ci fa vedere come il Signore è buono e grande nell'amore e noi dobbiamo guardare a Lui. Più avanti il Signore ci dà la preghiera del Padre nostro, proprio perché è quella preghiera che ci fa comprendere la necessità di amare i nostri nemici, di fare del bene per chi ci ha fatto del male o ci fa del male. E guardando al Signore dice: no, Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, ti circonda di bontà e misericordia, misericordioso e pietoso è il Signore, condica secondo le nostre colpe. Ecco allora l'immagine che gli fa del Padre. Dice: il Padre è così, ama i giusti e li questa dimensione di amore verso il prossimo che ci fa del male è proprio perché noi siamo invitati a imitare il Padre che ama tutti. E ci viene affidata una regola che possiamo dire che fa sintesi di tutta la nostra vita cristiana. Volete che gli uomini facciano a voi? E ha degli esempi, Luca dice: se amate quelli che vi amano, che differenza c'è tra voi e i peccatori?
E se prestate a chi vi presta, che differenza? Cioè, mette in evidenza come chi vuol vivere la vita cristiana si distingue da tutti gli altri. Ma la forza la dà il Signore l'aiuto. E nel guardare al Signore, ancora misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. E poi ci invita a tenere il nostro cuore libero da tante cose. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati. Cioè sono dimensioni di un amore più grande che è presente nella nostra vita. Tante volte anche noi giudizio, anche noi veniamo presi dalle chiacchiere, e invece no, se la nostra attenzione è verso il Padre che è misericordioso, darà il desiderio che quel fratello che magari ha sbagliato si ravvedi, la preghiera per lui perché ricominci una vita nuova. E allora anche attorno a noi si crea un'oasi di pace, perché la pace è dentro nel nostro cuore e dove andiamo inevitabilmente la portiamo. Allora chiediamo al Signore la grazia di anche questa pagina del Vangelo che a volte ci sembra impossibile, ma con l'aiuto del Signore diventa possibile, facendo nostro il suo comandamento che lui dice nuovo, come così amatevi anche voi gli uni gli altri. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo, di tutte le vivili, solo su Cristo, unigenito Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per me di tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Chiesa una cattolica professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle,
Lasciamoci ispirare dalle parole di Gesù sull'amore verso i nemici ed eleviamo al Padre le nostre invocazioni. Ripetiamo: Padre misericordioso, ascoltaci. Padre misericordioso, ascoltaci. La Chiesa manifesti sempre al mondo la bontà di Cristo, ispirata dalle 7 opere di misericordia. Preghiamo. Padre misericordioso, ascoltaci. I governanti siano a servizio del progresso delle nazioni e la loro opera favorisca la società e dell'intera umanità. Preghiamo. Padre misericordioso, ascoltaci. I diaboli al loro ministero di annuncio della parola di Dio e di assistenza ai bisogni, così da servire la Chiesa e il mondo con generosità. Preghiamo. Padre misericordioso, ascoltaci. La nostra comunità, che nell'ascolto della parola e nella lettura sperimenta la misericordia del Padre, viva rapporti di vera comunione, perché sia sempre più simile al Dio di Gesù Cristo. Preghiamo. Padre misericordioso, ascoltaci. Dio della vita, sostieni il nostro Papa Francesco, dona risollievo nel corpo e nello spirito. Preghiamo. Padre di misericordia, ascoltaci. O Padre misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore, ascolta i tuoi figli, così che sul tuo esempio impariamo anche noi ad amarci gli uni gli altri. Per Cristo nostro Signore. Sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce. E noi uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni, molti dei celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del Figlio e Signore che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nell'indito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il cane e la preghiera di benedizione ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la morte, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. Che il corpo e del sangue del tuo Figlio dona la i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo,
sacrificio della nostra azione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella pellegrina sulla terra il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Giungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a godere per sempre in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che porta il Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Invitati alla cena dell'agnello. Canto numero 39.
Amatevi, fratelli, come io ho amato voi. Apre la mia gioia, che nessuno vi toglierà. Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. Vivete uniti come il Padre unito a me. Avrete la mia vita se l'amore sarà con voi. Avremo la vita se l'amore sarà con voi. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia. Sarete miei amici se l'amore sarà con voi. Saremo suoi amici se l'amore sarà con voi. Preghiamo. Dio onnipotente, il segno di salvezza, questi misteri ci conduca alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi che in fondo alla Chiesa, in quest'anno giubilare il santuario del Removita ad alcune iniziative pastorali e di preghiera. Nel tempo forte della Quaresima che inizierà fra qualche giorno, settimana
settimana prossima. Adoriamo il Signore principalmente in 3 momenti durante ogni mese: il primo venerdì dalle 9:30 alle 12, il secondo giovedì e il terzo giovedì dalle 17 alle 18. Questi impegni verranno ricordati. In fondo trovate anche la locandina per le varie iniziative a scopo vocazionale, per come vivere bene ed altre. Continuiamo di tutti essi. Sia con voi. Dio con la vostra vita, nel suo nome andate in pace. Addio Vergine, saluti, come l'agno l'angeio, aveo plene d'ogni grazie, il Signore è con voi. Daimi une salade, con quel voli plen d'amore, o gran mari immacolate, o colore al Signore, viene l'alme viene un agnol dal Signore, ma vo Vergine divina, vieni di nore, faisi d'onghi e chiare mari, con quel vuestri bien luciali, ch'io lo toci, ch'io lo bussi, ch'io luciali, ch'io lo toci, ch'io lo bussi, che il nini.
Buongiorno, buona domenica a tutti, bentrovati, pace e bene. Siano lodati Gesù e Maria. Eccoci qui, fratelli e sorelle, per pregare insieme il Santo Rosario, per affidarci alla Madonna, ma soprattutto per consegnare alla Mamma la nostra vita, i nostri cuori, le nostre gioie, le nostre lacrime, ciò che in questo momento ci toglie la pace, ci preoccupa. Vorremmo vedere sciogliere quei nodi che vorremmo sciogliere. E allora vi invito insieme a me a sostare nel silenzio e a cominciare a mettere nelle mani di Maria il nastro della vostra vita, le preghiere, ciò che vorreste vedere realizzarsi nella vostra vita o nella vita delle persone a voi care o nella vostra casa, nella vostra famiglia. In questo Santo Rosario avremo un pensiero tutto speciale, particolare per Papa Francesco. Ieri le sue condizioni di salute sono un po' peggiorate e quindi lo affidiamo